Lo Spisal risente di quella che è la sofferenza un po' generale a livello nazionale del personale sanitario, della presenza del personale sanitario, anche se in quest'ultimo anno ci sono state delle assunzioni proprio per quanto riguarda i tecnici della prevenzione, per cui l'organico è aumentato. Abbiamo messo in atto tutte le possibili strategie per aumentare i controlli. Sono 24 attualmente i tecnici dello Spisal dell'USL 2, altre 2 figure potrebbero aggiungersi nei prossimi mesi. Organico dunque che cresce per fronteggiare la piaga degli incidenti sul lavoro sul fronte della prevenzione e dunque dei controlli. Stiamo lavorando con progetti ad hoc per intensificare le verifiche in orari non consueti, spiega la dottoressa Pedone, ma gli accertamenti da soli, continua, non bastano, non sono questi a far diminuire gli infortuni, bensì la cultura della sicurezza. Va in quest'ottica il ciclo di incontri rivolti ad aziende e dipendenti organizzato da UNICEF, forte dei dati INAIL presentati. A livello nazionale gli infortuni in Italia sono aumentati del 13%, diminuiscono invece quelli mortali passati dai 738 del 2021 ai 606 del 2022. Ancora troppi, sottolineano da Confindustria Veneto Est, che punta i riflettori sulle cause dei sinistri, solo il 30% legati a problemi strutturali, mentre oltre un 70% dovuto a cattive condotte, ovvero un 37% per la non corretta applicazione delle norme e procedure aziendali e un 33% legato al mancato uso dei DPI, che molto spesso ci sono ma non vengono utilizzati. Nasce da questi dati l'impegno del mondo imprenditoriale nei confronti dei propri dipendenti sul fronte della sicurezza in azienda. Ci vuole una capacità di trasferire da parte di noi aziende, noi imprese, noi tecnici della prevenzione la percezione del rischio verso i lavoratori. Nella maggior parte dei casi la sicurezza è messa a repentaglio da fattori comportamentali e quindi è quanto mai importante diffondere una cultura condivisa della sicurezza sul lavoro.